È stata una giornata molto positiva, la presenza del sindaco, del ministro dell'ambiente Galletti, di tutti i sindaci del litorale del Veneto con i quali si sta vivendo una positivissima esperienza da ormai 3 anni di condivisione di problematiche e di tentativi di dare soluzioni alle problematiche stesse. Chioggia è capofila rispetto al progetto di realizzare un contratto di costa. Siamo stati individuati dal Ministero in forza dell'esperienza che già mi vede presente al contratto di Foce del Delta del Po, siamo stati individuati dal Ministero come soggetti adatti per poter realizzare questo progetto pilota. Quindi partirà a brevissimo, verrà sottoscritto a brevissimo un manifesto di intenti che dirà della volontà di iniziare questo percorso. Il modello organizzativo è quello del contratto di Foce, il tavolo politico è quello invece del coordinamento dei sindaci del litorale. Essendo io parte dell'uno e dell'altro, si è ritenuto da parte del Ministero dell'Ambiente, che qualche giorno fa mi ha scritto indicando la volontà precisa di far partire questo percorso, si è ritenuto di iniziare questa avventura in cui Chioggia, insieme agli altri sindaci del litorale, sarà assolutamente protagonista. È un fatto importante, è un fatto nuovo, verranno sistematizzate le esigenze, verranno sistematizzate le problematiche e verranno individuate insieme le soluzioni. Quindi un fatto assolutamente importante. A Chioggia ci sarà questo evento a brevissimo perché si possa concretizzare questo contratto di costa.